La grande sfida è quello che il palcoscenico ritorni ad essere ispiratore di bellezza. In bellezza intendo anche comunità, intendo avere un rapporto diretto con il pubblico che sono di fatto i nostri committenti, sono le persone alle quali noi ci rivolgiamo per portarli in un sogno. Noi questo facciamo di mestiere. Parte così la sfida del nuovo direttore artistico della Fondazione Teatro Stabile del Veneto, Teatro Nazionale, Filippo Dini. Un ruolo importante è quello del regista ed attore genovese che vuole per sua missione un teatro popolare che arrivi alla gente. La gente vuole andare a teatro. Il teatro non può essere ripetuto in nessuna forma, con nessuno strumento tecnologico, si può vivere solo, è un'esperienza live, che si vive di solito al buio, in un luogo chiuso e si assiste alla magia. Non può, ed è così da centinaia, migliaia di anni. È una necessità umana il teatro di prosa, come l'arte in genere. Le persone hanno desiderio, ma io lo sperimento facendo lo spettacolo tutte le sere, le persone sono tantissime, sempre di più, hanno desiderio di perdersi nella magia di qualcosa che avviene lì, in quel momento, soltanto per loro. Salutato con entusiasmo, in molti videomessaggi dei colleghi, Filippo Dini è stato scelto tra molti candidati. Perché era il progetto che ci ha convinto maggiormente. Gli altri erano tutti di altissimo livello, devo dire, ma quello di Filippo aveva un qualcosa in più, probabilmente Filippo stesso. Cultura e impresa insieme in un territorio, quello veneto, che cerca di raccontarsi anche grazie alle sue bellezze. La cultura fa bene all'economia, ma non basta solo fare un buon prodotto, un bel prodotto, ma abbinare anche il prodotto, quello che ti sta attorno, dalle bellezze e anche alla cultura. Al giorno d'oggi il consumatore è molto, direi, non dico delicato, ma vuole contenuti. Il contenuto non è solo il materiale che tu fai, o il vestito, ma da dove proviene, le bellezze che ci stanno attorno. Noi è anni che siamo impegnati proprio nel dire e nel promuovere tutto quello che sta attorno alla tua impresa.